E ora seguiamo Silvia nella presentazione dei libri di questa settimana. Il primo libro di cui parliamo è questo di Elizabeth Strout, intitolato Olive Kitteridge. È una raccolta di racconti, tante storie unite dalla protagonista che dà il nome al libro, appunto Olive Kitteridge, un'insegnante in pensione che commenta la vita dei suoi compaesani in maniera schietta e pungente. Tramite la protagonista, Elizabeth Strout, l'autrice, vuole fare trasparire la sua riflessione sulla vita vera, che cosa pensa lei al riguardo. Bene, questo libro tratta temi delicati quali l'amore, la giovinezza e i tradimenti, anche la vecchiaia e la morte. Insomma, parla di vita ed è un libro profondo e intenso. Olive Kitteridge di Elizabeth Strout. Il prossimo libro di cui parliamo è di Anita Nair, la scrittrice indiana che ha esordito con Il satiro della sotterranea e poi il suo primo romanzo Uomo migliore. Torna con questo intitolato L'arte di dimenticare. I protagonisti si chiamano Mira e Jack. Mira è la moglie donna di casa perfetta che lavora come scrittrice di manuali di comportamento per le mogli degli uomini in carriera. Jack invece è uno studioso di cicloni che si trova negli Stati Uniti. Insomma, due vite totalmente diverse, distanti, eppure il destino decide di unirle, dapprima con un incontro casuale che diventerà poi sempre più profondo. Un libro che riflette sulla vita, sulla famiglia, sul ruolo del marito e della moglie, dei genitori e dei figli. Questo è L'arte di dimenticare di Anita Nair. E dedichiamoci anche ai bambini con questo libro intitolato Smile di Lee Hodgkinson. Questo è un libro che racconta la storia di una bambina disperata perché non trova più il suo sorriso. E allora, siccome lei dice di aver molto bisogno del suo sorriso, cerca questo sorriso ovunque, in tutta la casa, perché la mamma le ha sempre spiegato che quando si perde qualcosa a casa di sicuro non è uscito dalla porta. E c'è tutta la storia di questa bambina che cerca sotto il divano, nella bocca del suo cane, con i suoi amichetti, questo sorriso che chissà dove è finito. Perché sorridere è importante e se lo spiega questa bambina agli altri bambini, beh, tutti lo sapranno. Anche per questa puntata è tutto, io vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:30 su Teletutto. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.